Bagno di folla e tanta emozione, soprattutto da parte dei più piccoli, per la liberazione di una caretta nelle spiagge realmontine, un evento rilevante per la città della Scala di Turchi che conferma la validità della sua costa e che vuole sensibilizzare i cittadini ed i bagnanti sull'importanza di salvaguardare un animale raro come la caretta. Presenti all'evento il sindaco Lillo Zicari, l'assessore Emanuele Fiorica ed il direttore della riserva naturale di Torre Salsa, Girolamo Culmone. Noi confermiamo la nostra attenzione per l'ambiente in tutte le sue forme, sia per quanto riguarda la natura che privilegiamo, sia per quanto riguarda oggi anche gli animali e in questo caso la tartaruga. E quindi voglio dire la nostra attenzione verso l'ambiente pulito, un mare pulito, che è quello che auspichiamo e che vorremmo. Quindi ringrazio i volontari di WWF perché hanno scelto questo posto per liberare la tartaruga, anzi ci auguriamo che in questo posto possano nidificare tante tartarughe nei periodi magari in cui la spiaggia di Realmonte è meno frequentata. Apertura quindi totale nei confronti di tutti i volontari che si occupano della natura e dell'ambiente a 160 gradi, 360 gradi. Oggi a Realmonte è un evento sicuramente importante che certifica la qualità delle spiagge nostrane, la qualità delle spiagge realmontine. Diciamo che la riserva naturale Torre Salsa si estende sia a nord che a sud, la riserva racchiude soltanto una decina di chilometri di spiaggia, ma la bellezza del posto sicuramente arriva da una parte ad Agrigento e dall'altra parte supera Sciacca. Queste manifestazioni vengono fatte soprattutto per sensibilizzare i bambini. Le tematiche quest'anno della campagna mare sono legate soprattutto alle microplastiche, alle plastiche a mare che sono purtroppo spesso sotto gli occhi di tutti, e la speranza che questi animali possano tornare a mare liberi e possano essere sempre più felici di ritornare magari fra una ventina d'anni, perché questo è un animale piccolo, quello che abbiamo liberato, a deporre le uova lungo tutte queste spiagge. D'altronde tutte le spiagge della costa agrigentina sono sito di nidificazione delle tartarughe marine. Quest'anno abbiamo 2 nidi a Torre Salsa, 2 a Menfi, una a Sciacca, una a Licata, segno che queste spiagge sono state frequentate da sempre, considerando che questi animali raggiungono la maturità alla riproduzione dopo i 30-40 anni. Quindi la tartaruga che ritorna qui è nata 40 anni fa da queste parti.